Amen. Pax vobis. Et cum spiritu tuo. Siano lodati Gesù e Maria, Patien Isus et Maria. Cari pellegrini croati, vi accolgo con grande gioia in piazza San Pietro, dove siete convenuti in occasione del pellegrinaggio nazionale nell'anno giubilare. La vostra presenza numerosa e orante è un segno eloquente della vitalità della fede del nostro popolo, che lungo i secoli ha saputo restare saldo nella comunione con la Chiesa e fedele al successore dell'Apostolo Pietro. Dragi hrvatski hodočasnici, s velikom radošću vam želim dobrodošlicu na trg Svetoga Petra, gdje ste pristigli povodom nacionalnog hodočašća u jubilejskoj godini. Vaša brojna i molitvena prisutnost znak je koji govori o živosti vjere vašega naroda, koji je tijekom stoljeća znao ostati čvrst u zajedništvu s crkvom i vjeran nasljednik apostola Petra. È motivo di profonda consolazione constatare come le radici della vostra fede non siano rimaste ferme nel passato, ma continuino a portare frutti anche oggi, grazie alla testimonianza delle vostre famiglie, delle vostre comunità parrocchiali e delle vostre associazioni. La tradizione ricevuta dai vostri padri è un tesoro prezioso che voi custodite con cura e che siete chiamati a rinnovare continuamente, rimanendo sempre aperti a riconoscere ciò che insuffla lo Spirito Santo. Duboko tješi činjenica primijetiti kako korijeni vaše vjere nisu ostali nepomični u prošlosti, već nastavljaju donositi plodove i danas, zahvaljujući svjedočanstvu vaših obitelji, vaših župnih zajednica i vaših udruga. Tradicija primljena od vaših otaca neprocjenjivo je blago koje vi brižljivo čuvate, te ste pozvani neprestano ga obnavljati, uvijek ostajući otvoreni prepoznavanju onoga što Duh Sveti nadahnjuje. Vi ringrazio di cuore per questa fedeltà vissuta nella concretezza della vita quotidiana. So bene che tanti di voi si trovano in diverse parti del mondo, portati lontano dalla patria, dal lavoro, dallo studio, da altre necessità. Ma ovunque vi trovate, restate legati alle vostre radici cristiane e offrite la testimonianza di un popolo che ama Cristo e la sua Chiesa. Questa coerenza di vita è una parola evangelica più eloquente di tanti discorsi. Od srca vam zahvaljujem na ovoj vjernosti življenoj u konkretnosti svakodnevnog života. Dobro mi je poznato da se mnogi od vas nalaze na različitim krajevima svijeta, udaljeni daleko od domovine, zbog posla, studija i drugih potreba. Ali gdje god da se nalazili, ostanite vezani s vašim kršćanskim korijenima i dajte svjedočanstvo naroda koji voli Krista i njegovu crkvu. Ova životna uravnoteženost evanđelska je riječ koja govori snažnije od mnogih govora. Vi incoraggio a mantenere sempre lo sguardo fisso su Gesù, il buon pastore, che vi guida e vi accompagna, e a lasciarvi condurre da Lui con fiducia e docilità. Non dimenticate che la fede cresce e si rafforza quando è condivisa. Perciò vi invito a trasmettere con gioia ai vostri figli e alle nuove generazioni i valori cristiani che hanno plasmato la vostra lunga storia e la vostra cultura.
In questo modo continuerete ad essere un fermento di pace, bene e di speranza in un mondo lacerato dalle violenze e guerre che anche voi conoscete dalla vostra storia. Podičem vas da uvijek držite pogled usmjeren prema Isusu, dobrom pastiru, koji vas vodi i prati, te da dopustite da vas s povjerenjem i poslušnošću on usmjerava. Ne zaboravite da vjera raste i da se jača onda kada se dijeli. Stoga pozivam vas da s radošću prenesete svojoj djeci i novim generacijama kršćanske vrijednosti koje su oblikovale vašu dugu povijest i vašu kulturu. Na ovaj način nastavit ćete biti glasac mira, dobra i nade u svijetu rastrganom nasiljem i ratovima, kojega vi također poznajete iz vaše povijesti. Il Signore vi benedica, la Beata Vergine Maria, che voi invocate come Avvocata fedelissima Croazia, vi custodisca sotto il suo manto e vi accompagni nel cammino quotidiano. A voi qui presenti, alle vostre famiglie, a tutti i vostri cari e a tutto il popolo croato, imparto di cuore la benedizione apostolica, segno della vicinanza e dell'affetto del Papa per ciascuno di voi. Neka vas Gospodin blagoslovi. Blažena djevica Marija, koju vi zazivate kao najvjernija odvjetnica Hrvatske, neka vas čuva pod svojim plaštem i prati u svakodnevnom hodu. Vama ovdje prisutnima, vašim obiteljima, svim vašim dragima, kao i svem hrvatskome narodu, od srca udjeljujem apostolski blagoslov, znak papine bliskosti i pažnje prema svakome od vas. Pater noster, qui est in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et evite nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, sit nomen Domini benedictum, Ex hoc nunc et usque in saeculum. adiutorium nostrum in nomine Domini, Qui feci caelum et terra. benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.